Bella ragazzi, tutti nel commento veneziano ragazzi, round 4 di 5, campionato mondiale di carte, dai, questo è sicuramente il trofeo più importante da vincere quest'anno, perché purtroppo ho fallito in altre discipline, basta pensare al trofeo Pagani o all'altro campionato, quello non mi ricordo neanche il nome, GTO, così che ho perso per pochissimi punti. Dai fioi, volare. Oh, bella sta gara come scenario, un po' curioso ma bella. Dai ragazzi, bisogna ipotecarlo sto mondiale, lo voglio ipotecare, porca puttana. Però non la conosco la pista, non la conosco, non mi fanno provare neanche un giro. Dai che vincere il titolo mondiale kart vuol dire entrare nel minigota, ragazzi, nel minigota. Cos'è il minigota? Il minigota è quella cosa, è l'anticamera del Gota. Cos'è l'anticamera? Cos'è il Gota? La Formula 1, fei. Ragazzi, Bill Yeager sta dominando però, eh? È un Bill fenomenale quello di oggi, un Bill incredibile. Un Bill anche un po' beffardo, però anche il secondo posto può essere comunque positivo. Adesso non mi ricordo in classifica come è messo Bill. Sta gara comunque è una gara insidiosa, nel senso non è comunque una gara facile, a mio modestissimo parere. Quindi questa curva non riesco ancora a interpretarla. Non mi ricordo dov'è in classifica sto porco. E ne prendo troppo interne, le prendo. Troppo interne come. Non va bene, do not bene, nell'inglese purissimo veneziano. Final lap, final lap. Un final lap come indiano meraviggiavo. Dai Kuma, dimostra al mondo che sei un mito. Dimostra Kuma, hai tanto da dimostrare Kuma. Dai, fai il miracolo. No, no, è esagerata. L'ho esagerata, l'ho esagerata. Qua, mossa un po' spregevole del Kuma, ragazzi. L'ho chiusa leggermente troppo e ho tagliato. Sì. Però la posizione non gliela lascio, mi interessa un cazzo. Nei kart tutto è concesso. Vittoria un po' polemica. Infatti un po' di fischi dagli Stati Uniti, un po' di fischi per il Cume. Un po' di fischi per Veneziano perché ha fatto una mossa ai limiti della sportività. Però non me ne ha fatto un cazzo, fide. Oh, beh, comunque, insomma, non è che potevamo arrivare anche secondi, diciamo, dai, adesso dai, è la prima volta che siamo, tra virgolette, un po' scorretti. Adesso dimostriamo al pubblico degli States che siamo i più forti del mondo. Dai ragazzi, dimostriamo al pubblico statunitense che il Cumendone merita il titolo. Vai Cume. Oh lelle, oh lalla. Vai Cumendon, vai Cumendon. The best Cume in the world. Ok, se vogliamo puliti devo anche dire che a nostra discolpa c'è il fatto che non poter provare insomma la gara neanche un secondo non è facile, eh? Anche se vinciamo anche questo, già il mondiale è quasi, cioè anzi penso già 50, no volendo no, però dovrei proprio fare 0 punti in 2 gare. Con questa vittoria andiamo a vincere il mondiale card, con una gara d'anticipo. Sarebbe bellissimo ragazzi, sarebbe una cosa meravigliosa. Siamo a maggio della seconda stagione, questa stagione 2, se la prima è durata poco, la seconda sta durando tantissimo, sono orgoglioso. Perché comunque col 90 su 100 non è facile, di difficoltà. Vai Kume, the best Kume in the world. Molto bene Kume, molto bene. Terzo giro completato, sto dimostrando agli americani che posso vincere tranquillamente in questa gara. I fischi si devono trasformare in applausi. Bill Jagger sta tentando in tutti i modi di recuperare,
Ma Veneziano sembra veramente bene. Messo bene, eh? Un cume pulito per il momento. Un buon cume, ragazzi. Good job, cume. Good blow job. Dai, vecchio, su. Occhio no. Invece si salva. Veneziano si salva. 2 giri alla fine. 2 giri alla gloria. 2 giri al titolo mondiale. No, che cazzata, mamma mia. L'ho un po' rischiata qua. È ancora male. Questo giro non l'ho fatto in maniera impeccabile, ragazzi. Tutt'altro. Tutt'altro, Kume, tutt'altro. Final lap, ragazzi. A un giro dal sogno. One lap, one dream. In un inglese puro, ragazzi. Finissimo. Un po' come il cioccolato svizzero. Finissimo. Dai, Kume. Intanto le tifose del Kume stanno togliendo tutto reggiseno e mutandine. E lo aspettano ai box. Dai, ragazzi. I fischi sono applausi adesso, gli americani hanno capito. Sentenza comendiana. Non ne sbaglia più una con i card. Signori, che cume. Signori, che cume. Signori, che cume. Il cume è campione del mondo dei card. Adesso non ho fatto in realtà la classifica ufficiale con i punteggi, però insomma devo rifare 2 ritiri, ma comunque anche con 2 ritiri, cioè, allora, giro record, la seconda gara anche giro record, silenzio. Il Cume era 60, 70, 80, 35, sì, è fatta, è fatta. Mamma mia, che dominio, ragazzi, che dominio. Okay. Un dominio devastante per un Cume meraviglioso, per un Cume stupendoso. Ok. Tutti noi scuderia Asphalt Thunder siamo diventati a gareggiare per Asphalt Thunder nelle prossime gare di Road to the British Track Challenger. Ok. Molto bene. Wow, ha vinto Bacotto, ha vinto il venezianone. Vediamo calendar. Ragazzi, nel prossimo video ci andiamo a sparare. Round 5. Kart 1, Greenwood. Raga, un saluto dal Comendone, campione del mondo dei kart veneziano. Ciao, Godo!